Che la, a me mi piace il baccalà. Sei sempre il solito bambinone, scherzi sempre. Ma perché non posso scherzare? No, perché io sono un disgraziato, sfortunato. Questo si sapeva. Che disgrazia, che disgrazia. Oh, ma scusami, questa disgrazia. Devi sapere che mia moglie, poveretta, doveva fare un feto. Tua moglie fa feto? Non hai capito? Feto vuol dire doveva dare alla luce. Ho capito. Tua moglie doveva diventare elettricista. Ma che elettricista, cretino! Doveva dare alla luce un bambino. Oh, e ci voleva tanto. E parla in italiano. Tua moglie era incinta. Va, aveva avanza. Ma la disgrazia non sta qui. E non sta. Sta al fatto che leggeva il famoso romanzo I Tre Moschettieri. Leggi oggi, leggi domani, dopo 9 mesi sono nati 3 gemelli. Aspetta, quando vai a casa? A far che cosa? Quando avvisa mia moglie. E perché? Perché sta leggendo il romanzo Lo sbarco dei 1000. Sei sempre il solito deficiente. Ma la disgrazia non sta qui. E non sta. Sta al fatto che mia moglie è sonnambula. Tua moglie è sonnambula? Mischina, mischina. Ma la disgrazia non sta qui. Oh, ma te fissate, ma che schifo è sta disgrazia? Mia moglie, oltre ad essere sonnambula, soffre di cleptomania. Come? Cleptomania. Pure sgraziato. Ma che cosa fai? Di come sputi? Come la sta faccia? Che schifo è sta cleptomania? È una malattia! Mia moglie incontra un tizio, gli toglie il portafogli, va in un negozio e ruba della merce e così via e così via. E a me tocca l'indomani portare tutta la merce rubata ai proprietari. Mizzica, che disgrazia! E come si chiama sta malattia? Cleptomania? No, questa si chiama cleptomaneria. C'è un rumore! Che può essere? È lei, mia moglie, la sonnambula! La sonnambula! Io mi scando! Ho paura! Si scappo! No, Ciccio, si potrebbe svegliare, potrebbe morire! Mi raccomando, Ciccio, se ti fa qualcosa, lasciala fare! Mamma mia! Si sta avvicinando! Signora sonnambula! Che vuole di mia? Lasciala fare, non la svegliare, può morire! Lasciala fare! A me il portafoglio. Portafoglio si buttava! Portafoglio si picchiava! Non ti preoccupare, Ciccio, domani mattina alle 10 te lo porto a Caffè 2000. Ma un portafoglio è mio! Un portafoglio è mio! Ma quanto c'era dentro? Assai! 50.000 lire? Di più! 100.000? Di più! 200? Di più! Ma insomma, quanto c'erano? 15 lire! Disgraziato! Eccola di nuovo! Ma se pensavo con mia! Ciccio, lasciala fare, ti prego, lasciala fare! Ciccio, eccola di nuovo! Ma c'è mia con mia, se pensavo! Ciccio, che c'hai? FIFA! No, è la paura che mi frega! Ciccio, lasciala fare, lasciala fare! E qua sto toccando! Dammi la giacca. La giacca! Dammi la giacca. La giacca mi sta levando! Non lo svegliare, Ciccio, non lo svegliare, domani mattina alle 10 te la porto al caffè! No, la giacca no! E perché la giacca no? Perché questa giacca è l'ultimo grido! Come l'ultimo grido? Vuoi dire l'ultima moda? No, l'ultimo grido! Ancora il padrone sta gridando che non ci ho pagato le cambiali! Cretino, non ti preoccupare, domani mattina te la porto al caffè! Cae, un'altra volta mi spavento, questa mi spoglia tutto, come faccio? Silenzio, Ciccio! Può morire! No, sto morendo io! A me i pantaloni. I pantaloni no! Mi sta togliendo i pantaloni! Lasciala fare, Ciccio! Domani mattina alle 10 te li porto al caffè! Mi sta togliendo i pantaloni no! I pantaloni sì! I pantaloni no! E perché no? Perché non sono sicuro se c'hai i mutanne sotto! Dai, stupido! Domani mattina te li porto al caffè!
si buttava i pantaloni, voglio i pantaloni! Ciccio, non ti preoccupare! L'importante è non svegliarla perché può esserle fatale, può morire! Cae, madre, cae, sangue spino, che mi leva l'ora! Benedetto Dio, Ciccio, lasciala fare! Ma che lascio fare? Che sta nudo mi fa andare a casa! Caro, Ai, carino, ai, carretto. sì, a pallini! Sì, mi sta accarezzando! Fallisce! Amore mio, tesoro. Oh, Ma cosa sta succedendo? mi bacia! Lasciala fare! Ma che lasciala fare, Ciccio? Porca miseria! Ma questa è mia Non la svegliare! Come sarebbe a dire non la svegliare? Ma perché la stai abbracciando? Perché la stai baciando? Può morire! Ma che può morire un corno? Questa è mia moglie! Non ti preoccupare, domani mattina alle 10 te la porto al caffè.